Ciao a tutti, rieccoci qui in questo secondo video strettamente legato al primo e a quello che seguirà, riguardante l'argomento del campanile di Dugnano, perché ne abbiamo ricordato appunto il 75esimo di costruzione durante la 20ª serata Rotondi. Perché Giosafate Rotondi dedica una sua poesia che non venne pubblicata in una delle due raccolte, cioè Stime Versari o Laus, ma fu una di quelle inedite che però venne pubblicata nella ristampa anastatica delle sue poesie, quindi aggiunta a questa ristampa, nell'86, nell'edizione curata dai Lions Club di Paderno Dugnano, delle poesie appunto di Rotondi. E questa poesia si intitola L'Urbin de Dugnan, cioè l'Urbino, il cieco, il piccolo cieco di Dugnano. Non sono riuscito a risalire a chi sia, cioè il Rotondi non dice il nome di questa persona. Se riusciremo a rintracciare questi dati completeremo l'informazione. E lui dedica appunto questa poesia a questo Urbin che nel 43, quando le campane vennero tolte dal campanile perché vennero portate nella fonderia del Tonoli per farne metallo per i cannoni, questo Urbine non vide la scena, ma sentì che non c'era più il suono, o meglio assistette, ascoltò l'ultima scampanata che tra l'altro è un'altra delle poesie più celebri di Rotondi, una delle più drammatiche, perché appunto ricorda questa ultima scampanata del concerto pieno delle campane di Dugnano, prima che venissero tolte. E però questa poesia scritta nel 1949, cioè col campanile ricostruito e con le campane nuove ivi collocate, questo Urbin, questo signore, questa persona non vedente che però ricordava le campane precedenti, ascolta volentieri quelle nuove, è un segno di speranza per il futuro. E nel carro di festa che saluta questo arrivo di campane, lui pretende un posto, vuole essere protagonista, dice: come, non vedi niente? Sì, non vede ma sente il suono delle campane, ed è un testimone appunto non vedente ma assolutamente udente di quello che è capitato. Sono strofe diversi alternati in maniera non regolare, ci sono sia endecasillabi che settenari, ma il verso che incomincia ogni strofa è un binario, praticamente sono solo due sillabe per 4 volte. Poi ci sono altre due strofette, anzi una è una quartina, poi un distico finale proprio che conclude questa poesia, e anche i versi molto rotti, e poi con la caratteristica della rima a mezzo, cioè delle rime sia a fine verso ma anche in mezzo al verso. Per esempio nella prima strofa noterete per esempio la rima tra il secondo e il terzo verso: l'era la primavera del 43, quindi la rima all'interno del verso seguente. Ben la sacur, tu question di color e beato ti, cur color, che non rimano a fine del verso ma alla fine di uno e a metà di quello successivo. Cercherò di farvi notare queste rime a ogni occasione. Ecco, in questa poesia appunto ricorda questa guerra che nessuno voleva, nessuno volle, c'erano le SS, i repubblichini eccetera, però poi dice Rotondi in quel 1949 c'era anche la Volante Rossa, organizzazione paramilitare comunista che venne accusata di alcuni reati. Se guardiamo su internet troviamo tutti i riferimenti, e come dire, dice Rotondi, purtroppo la violenza non ha colore, le questioni di colore, sì, in realtà la violenza non ha colore. Dove parla di quei FOP, cioè quelle fosse, quei solchi, sta parlando delle fosse delle sue occhiaie dove non vede, e però le lacrime scorrono lo stesso. Ribui è un ribollire,
sbarlusente, cioè luccicanti, e poi ci sono poche altre, ecco, c'è un modo di dire prete più mai sagui. La gente del popolo diceva che i preti e i polli non sono mai sazi, è così una critica un po' a chi aveva autorità. E il turbur è qualcosa di torbido, di ciò che non è chiaro. Ecco, c'è questa visione di serenità che è seguita a un momento di tristezza. La poesia è datata 22 ottobre 1949. L'Urbin de Dunian, in l'occasione dell'inaugurazione del Campanile Neuf. Premette Rotondi. Nell'atteggiamento del cieco che levava le occhiaie vuote verso le campane nuove, alte nel sole, e rideva, mi è sembrato di scorgere un motivo non soltanto di commozione profonda, ma anche di fiducia in un domani sereno. Quant te se ricordet l'era la primavera del 43, gli anni mai più finì della guerra che aveva un nuovo ru. Dopo sarebbe venuto i tedeschi Geren, i repubblichini, la Muti, gli SS, ma del resto anche adesso che la volanta russa che tante ben la sacur, tu questione de color, e beato ti che chi lì ti vede in minga. Dunque, la mattina che in venuto sui campani a portai via, oh la malinconia della giornata prima, la scampanata, l'ultima scampanata con cert pien, anche ben che ti urbin te le no vista quella partenza trista, però te sentie grop del magun, e chi fop te je senti rase impieni de lagrime. Quan peu mascarada de lui, rebui e baraunda, sudur che grunda su ta viei costum, fum, de incense de vin. Quantin turnai campan del concert neuf nuente sbarlusente, ti te vorui per tent un pustaieu in su in car anca ti. E tan mascara su, compagn di alter, ma alt, in si quel car fermo e compost, alto post, ti te serenò una maschera. E infine, prete più mai sagui, e il campanin neuf, per i campan neuf, l'una tre l'altra, a pian, gli tira su, campan e campanun, emozione della gente, non si senta fiadà, ferma a guardà, che se deslontana la campana, un tratin e poi un tratin, su sui campanin neuf, al posto neuf, per ali, incontra il cielo. Oh, che bel ciel di ottobre, la vapeur che par fino a che il vera fa via tut e il grame, il brut, il turbore, il nebbia, oh che serenità, ciare d'autunno. Non c'è nessun che fiada, ma l'urbin e il guarda in alto, come un fiulin, e ride. Bene, spero di essere riuscito ad esprimere un po' la drammaticità e anche la serenità di questi versi del Rotondi, che lascio come consegna anche a chi vorrà aiutare e sostenere questa ristrutturazione del campanile induniano. Al prossimo video in cui aggiungo qualcosa di mio. Grazie a tutti, ciao ciao!